vedo perché non crederci, si era raddoppiato del 100%, quello che avevamo speso si era raddoppiato e l'indotto era il 100% in più. E questo è un dato buono. Ha detto altri due dati che sono estremamente preoccupanti, 49 e 3. 49 è il numero in percentuale di partecipanti a questa manifestazione, il 49% sono tutti giovanissimi, i quali non hanno bisogno di grandi, mangiano un panino, mangiano un gelato, possono anche dormire su una sedia a sdraio in spiaggia. L'altro dato è il 3% quelli che vengono dall'estero. Allora, se questa manifestazione, invece di strapparsi i capelli e di litigare fino all'ultimo minuto, venisse fatta come si deve, ci sarebbero argomenti più interessanti, film più interessanti e non questi qui di ultima generazione che interessano poco una certa fascia d'età. Tormi Arte non è soltanto cinema, ma è anche teatro, è anche musica, è anche balletto. Ci sarebbero tutta una serie di spettacoli di livello maggiore e i partecipanti non sarebbero 49% giovani, sarebbero molto più adulti, potrebbero venire dall'estero programmando per tempo, si fermerebbero negli alberghi e non ci sarebbe un 100% in più, ci sarebbe un 500% in più rispetto a quello che si è speso. Una frase storica per chiamare il governo nazionale che ha detto la Sicilia deve diventare la Florida dell'Europa. E allora io dico che mandato il signor Prodi con gli attuali nostri governanti in Florida, voi sapete che la Florida era una zona pallosa, piena di parassiti e di alligatori. Come fa la Sicilia a diventare la Florida se è ancora piena di parassiti e di famelici alligatori? No.